Euroregione News. Orgnano di Basiliano e l'economia circolare, tra multe e ricorsi. In una località dove risiedono circa 450 persone, se presentano una richiesta sottoscritta da circa la metà degli abitanti, proponendo peraltro di risolvere il problema con soluzioni differenti come i rallentatori, i restringimenti di carreggiata o altro, significa che in effetti ci deve essere proprio qualcosa che non funziona bene. Una delle strade principali di accesso alla frazione di Basiliano è stata chiusa al traffico in direzione nord, tranne che per i residenti, mezzi pubblici e di soccorso. Approfondendo la questione si scopre che la polizia locale, non curante delle deroghe imposte dalla segnaletica, sta provvedendo ad elevare multe a tutti coloro che transitano nella via Podgora-Orgnano. Peccato non esiste una targa di riconoscimento, un adesivo speciale o qualsiasi altro sistema per distinguere coloro che sono esentati dall'osservanza del divieto rispetto a coloro che devono essere davvero multati. Questo sì è far girare l'economia, far circolare il denaro. Da Orgnano di Basiliano, Udine, per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.